Recitiamo le lodi dell'11ª settimana del tempo ordinario, domenica. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi, sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo il Signore, pastore e guida del suo popolo. Alleluia. O giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo. Il Signore risorto promulga per i secoli l'editto della pace. Pace fra cielo e terra, pace fra tutti i popoli, pace nei nostri cuori. L'alleluia pasquale risuoni nella Chiesa, pellegrina nel mondo. E si unisca alla lode armoniosa e perenne dell'Assemblea dei Santi. A te la gloria, o Cristo, la potenza e l'onore nei secoli dei secoli. Amen. Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Dica, teme Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto, sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. Questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore è nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia. Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore, alleluia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto è il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore, alleluia. Ogni vivente dia lode al Signore, alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola. Se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Raccontiamo i tuoi prodigi. Invochiamo il tuo nome. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti rendiamo grazie, Signore, invochiamo il tuo nome. Quello che vi dico nel segreto, predicatelo sui tetti, dice il Signore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici. Di servirlo senza timore, in santità e giustizia, a suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo,
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte. e dirigere i nostri passi sulla via della pace, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. quello che vi dico nel segreto, predicatelo sui tetti, dice il Signore. Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera. Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te. Benedetto sei tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno. E ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa. Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, Non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita, concedici di trascorrere in letizia questo giorno. in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio, Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Dona al tuo popolo, Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Noscum prole pia. Benedicat Virgo Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Pietà, Cristo, pietà. pietà, Signore, pietà. pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis e pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Signore, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. In excelsis Deo. Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso,
Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti insulta ricadano su di me. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Gehenna e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Chi ama non lascia soli. Gesù ha appena detto che gli apostoli saranno perseguitati e nel Vangelo di oggi li rassicura. Non abbiate paura di queste persecuzioni, di quello che si dice su di voi, per quello che sta accadendo. Se vi umilieranno, insomma, il Signore è il portatore di un messaggio che non sempre verrà accolto. Se tu sei dalla sua parte, potrai essere perseguitato, ma non temere. E il Signore specifica ancora che ciò che più conta non è il corpo o la propria immagine. Il discepolo di Gesù non deve difendere la propria immagine o se stesso, ma deve custodire la propria anima, cioè deve passare alla salvezza eterna e non a quella parziale e terrena. Capita spesso, infatti, che ci preoccupiamo e sciupiamo energie per cose che non sono per l'eternità, per la salvezza, rischiando di perdere tempo. La conclusione è rassicurante. Per comprenderla meglio, occorre fare riferimento al testo originale o leggere le note della nostra Bibbia. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra, letteralmente senza il Padre vostro. Insomma, Gesù ci assicura con la sua presenza. Il suo amore sta nell'esserci, nello starci accanto anche quando cadiamo a terra, perché il vero amore non è toglierci l'indipendenza e la libertà, ma starci sempre accanto anche quando cadiamo, sbagliamo strada, perché chi ama veramente non lascia soli mai. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e del Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la Resurrezione dei morti e e la vita del mondo che verrà. Amen. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita, debole e fragile, è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del tuo amore. Padre, rendici testimoni del tuo amore. Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo lo renda sempre più testimone della verità dell'amore, attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo. Padre, rendici testimoni del tuo amore. Per tutti i vescovi, chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo, nostra gioia. Preghiamo. Padre, rendici testimoni del tuo amore. Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo. Padre, rendici testimoni del tuo amore. Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di false accuse, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo. Rendici testimoni del tuo amore. Per noi, riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo. Padre, rendici testimoni del tuo amore. Preghiamo per le intercessioni di San Luigi Gonzaga, per tutti i giovani, in modo che possano seguire l'esempio e la vita di questo santo giovane. Ave Maria, Di grazia. il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Senza irrigare e fate
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo avuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, per un secolo il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, per un secolo il Signore, umili e penitenti e così. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Il tuo spirito, In alto i nostri cuori. ti al Signore, Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile è l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che si è conquistato, per annunciare in ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce. E noi, uniti agli angeli e ai santi e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Luigi Gonzaga e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, informati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Pater noster, Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. il regno tuo e la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla alla tua tua mensa, mensa. ma di soltanto Soltanto una parola. ed io sarò salvata.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere mai che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, Dici nel combattimento, sì, il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio, Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. chiediamo, E tu, principe della della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo e così sia. Il Signore sia con voi. con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Grazie altrettanto.